amici bellini, odore di campo, l'erbetta del San Paolo che poi è Maradona. Andiamo a vedere, analizzare e a rivivere questa partita contro i sottomarini, quindi non so come è finita perché vengo dal passato. Cominciamo! Allora, velocemente, Francesco Pezzella, molto bene, nome rinomato del giornalismo che si è iscritto al canale, molto bene, abbiamo sbloccato l'algoritmo, continuate ad iscrivervi perché siamo vicinissimi a 14.009, che poi è quasi 30.000, direbbe Nino Frassica. Lasciate i like per Nino Frassica. Geniale, novella bella, passano gli anni, lui è sempre un evergreen. Andiamo subito con un Amrabat tattico a vedere io la metto così in campo e non voglio sapere niente. Allora, è vero che il Napoli la scrive, quando ci fa sapere la formazione iniziale, la scrive 4-3-3, perché noi leggiamo Ndombele, Lobotka, Raspadori, mezzala, e a Spalletti piacerà dire questo fatto della mezzala, eccetera eccetera, però perché la mezzala ha la Zielinski, poi deve fare il primo pressing insieme a Osi, però dobbiamo vedere le posizioni medie. Raspa sta sempre qua, in linea praticamente con Osimhen, e Lobotka e Ndombele fanno praticamente un lavoro a due, anzi vi dirò di più, se voi vedete bene, quando imposta il Villarreal c'è una linea a 3 con Lobo molto alto che deve seguire il loro play, con Dombi che lo protegge dietro, quindi succede questo in fase di non possesso ed era chiarissimo proprio dalle inquadrature. Poi ovviamente nella fase di possesso si sviluppa il gioco a seconda di come si sviluppa, arriva a un certo punto Mario Rui qua e Kvara si viene a prendere il pallone qua, Lobo, Ndombi, si crea anche questa situazione quasi di 3 quando scende Mario, oppure quando scende Di Lorenzo Mario deve stare più attento. Insomma, siamo alle solite. Mario, perché c'era quella battuta, Mario si chiama Mario Rui, Marietto, auguri sotto nei commenti, auguri a Mario delle Vedove, il nostro collaboratore che fa 51 anni, portati benissimo. Insomma, volendo rivedere velocemente quello che è successo nel primo tempo, io mi divertii all'epoca di Napoli-Liverpool 4-1, mi inventai questa cosa che nessuno dice mai, il 4-2-1-3, dove l'1 era Zielinski protetto dallo bot che anche... Guardate un attimo, noi dobbiamo rinominare, se mi permettete, questo modulo 4-2-1-3, che se vogliamo giocare con i numeretti, perché 4-2-3-1 sì, ma Zielinski non sta fisso qua, Zielinski gira per il campo, quindi è 4-2-1 e poi 3, perché questi 3 comunque stanno in attacco, e Kvara lo sappiamo che punta molto e si avvicina ad Osimhen, mentre Politano, Lozano insomma così, però Politano ti garantisce un po' più fase, quindi è 4-2-1-3 volendo giocare con i numeretti. È chiaro, no? Quindi è chiarissimo questa cosa qua. Che cosa succede oggi? Succede che non c'è Anghissà ma c'è Ndombi, e non c'è Zielinski ma c'è Raspa. La situazione è molto simile. Io vi dico come idea generale, a parte di quello che è successo, vedi? Guerriero, salutaci Dios, bellissimo quello striscione per sinistra. Lo schema subito, la palla lunga per Osi che attacca l'aria, Albiol fa una mezza svirgolettata e Raspadori va al tiro fuori. Errori di Osti di petto, che cerca di fare questo colpo di petto che porta poi a azioni pericolose loro. Kvara dribbling fail che costringe al fallo Lobotka, un po' di dribbling prevedibili da parte di Kvara. Se devo dire qualcosa è questo, è il 77 che mi sta piacendo di meno nel Napoli, ma aspettiamo sempre che ritorni nella forma giusta, senza un amichevole che te ne fotti, il Cadiz ha vinto 3-0 con la Roma, non ce ne frega, dobbiamo guardare la partita, e la partita ci dice che Kvara è un po' ancora impacciato. Vari errori di Albiol e di Reina, me li sono scritti perché è così. Poi c'è questo gol di Capu, dove Mario Rui si immola anche, la solita che è difficile da contrastare quando arrivano fino in fondo e crossano all'indietro. Lì io mi chiedo se avrebbe dovuto esserci Raspa o Kvara, credo più Raspa nella zona di Capu, che alla fine risulta il loro regista, quindi chi deve andarselo a prendere il loro regista quando Lobo ha già rinculato? Credo il nostro sottopunta, quindi Raspa, o la nostra mezzala come la vogliamo chiamare. Ma subito il Napoli reagisce con un gol di Osi, dei suoi, perché sta lì rapace, approfitta di un errore in impostazione, un retropassaggio sbagliato del Villarreal, si invola da solo e la prende anche in modo strano, però gli riesce proprio sotto la
la traversa sul primo palo e Reina non riesce ad intervenire, quindi rapace e freddo. Poi c'è un rigore su Elmas, secondo me evidente, gli dà proprio un calcio e altrimenti Elmas non avrebbe protestato per un amichevole di quella maniera. Ndombi bene, mi sono scritto Ndombi bene, mi è piaciuto sul pressing, ha recuperato tanti palloni, lo vedo vispo molto bene. Poi ho messo una serie di cuori per lui, li vedete, no? I cuori per lui, perché per lui proprio è sempre lui, perché fa un paio, forse 3 addirittura chiusure difensive che erano praticamente gol, cioè proprio portiere a tu per tu col portiere l'avversario. Loro meglio sulle fasce, attaccano molto bene sulle fasce e anche qualche inserimento centrale. 27esimo ecco, al 27esimo c'è un pressing generale del Napoli molto bene con Elmas che recupera il pallone. Errore di Di Lorenzo sul retropassaggio di Elmas che fa anche lui il colpo di petto, un palleggio, ma Elmas recupera e leva le castagne dal fuoco. Ancora un cuore per lui, il Meret che deve intervenire sul calcio d'angolo, tira certi calci d'angolo, questi pericolosissimi, e poi fa un quasi miracolo Meret. Bevi, ma perché bisogna bere? Fa un quasi miracolo Meret su un tiro ancora di Caputo con un calcio di punizione, questa palla che spiove, il Napoli un po' lentuccio nel reagire, ma andiamo a vedere il secondo tempo che sicuramente sarà ancora più interessante. E beh, questo secondo tempo c'ha un sapore diverso rispetto, cioè, perché insomma andiamo per ordine. Prima di tutto entrano Gaetano e Zerbin al posto di Ndombi ed Elmas, quindi mettiamoli subito in campo, e non cambia nulla all'inizio tatticamente, perché si mettono minuti per Gaetano e Zerbin, sempre in questa situazione qui. Dopodiché comincia a giocare Villarreal, onestamente squadra europea, squadra tosta, squadra che anche è fallosa, che vuole vincere, partita vera, ecco, bisogna dire la verità. Si prendono la palla in mano, nel senso il pallino del gioco, e c'è un primo tiro fuori loro, un altro tiro loro centrale, e qua mi sono scritto buchi, i famosi buchi di cui vi parlavo prima. Quando il Napoli fa così il primo pressing, si crea un po' il buco qua, ovviamente perché con Raspa che non torna mai in questo caso, con Lobo molto alto per seguire Capu, poi Gaetano o Ndombi restavano un po' isolati, e quindi questo è successo e si sono creati un po' di pericoli. Poi voi dovete vedere sempre il cuore per Rui, vedete, e anche il Kvara con la freccia in su, perché cominciano a riuscirgli i dribbling prima ancora del rigore. Quindi ho detto bene, almeno Kvara si è scrollato di dosso quella apatia, quella come si può dire, era un po' appannato, ecco, e si comincia a scrollare di dosso gli avversari. Poi entra Demme al posto di Lobo, e lo vediamo qui, che si mette a fianco a Gaetano. Ora poi Demme sarà protagonista anche di un infortunio tecnico, però c'è pure da dire, no, non buttiamo la croce addosso, cioè nel senso è una cosa giocare nella squadra col centrocampo titolare con a fianco anche Saz, Zelischi. Una cosa è che c'hai pochi minuti nelle gambe, c'hai poca abitudine, e a fianco c'hai Zerbin, Gaetano, insomma vabbè, fate quello che volete se ve la volete prendere con Demme, perché tanto non credo che sia una prima scelta di questo progetto. Poi entra Simeone al posto di Osi, e Simeone toccherà pochissimi palloni, un po' frustrante penso per Simeone stare lì, e Zanoli al posto di JJ, quindi succede la solita cosa, Zanoli che va a destra e si sposta Ostigard a sinistra, Di Lorenzo centrale di destra e Zanoli terzino. Ancora mi sono dovuto scrivere Capu di poco fuori, questo succede, sì, un tiro di poco fuori che è pericolosissimo. Dopo le sostituzioni ancora Rui, un cuore enorme per Rui che segue Capu fino a qua, lo accompagna e non fa manco uscire il pallone. Veramente Mario Rui sugli scudi ha fatto una partita vera. Poi c'è il gol di Jackson, penso che si tratti di una linea difensiva alta non ben organizzata, Di Lorenzo lo segue, quindi non è in fuorigioco, e poi la marcatura non è strettissima, è facile per Jackson segnare. Incolpevole qui
Meret. Poi altro gol del Villarreal con Moreno. Tra l'altro nel secondo tempo entrano più titolari del Villarreal, questo bisogna dirlo, e qua mi dicono, perché poi ho visto male, che ci sta un errore di Demme, e va bene. Dopodiché entrerà Barba al posto di Di Lorenzo, sempre per dovere di cronaca, ce li scriviamo tutti. Zedadka al posto di Raspadori, e lo vediamo qua, Zedadka al posto di Raspadori, e va Kvara al centro, perché succede questa cosa qui: Zerbin finisce a sinistra, Zedadka a destra, e abbiamo un Kvara che finisce sotto punta accanto a Simeone. Spesso lo vedremo anche a destra far partire, ma perché? Perché Kvara diventa automaticamente, anche senza Raspadori, quello che tira punizioni e calci d'angolo. Quindi molto spesso ci sono stati dei calci di punizione dove lui era qui, e quindi l'azione è continuata e abbiamo visto Kvara anche sulla destra. Questo è un mio sogno, vedere Kvara sotto punta. Non ce n'è stato bisogno, perché sulla fascia comunque è devastante, ma io quando arrivò, dopo averlo visto con la sua nazionale, ho detto: Kvara sotto punta è interessantissimo, perché è libero di andarsene dappertutto e non deve fare sempre la stessa cosa. Molto interessante. Zerbin su questa fascia si prende un rigore netto e Kvara lo realizza bene, allarga, invece di incrociare lo allarga sul secondo palo, diciamo sul palo lungo, tirando col destro. Un ottimo rigore. È importante tirare i rigori, è importante avere avuto anche una reazione, non volerla perdere fino alla fine, molto bene. Poi non sono scritto Panic Kvara, perché comincia a creare un po' di panico in questa zona, dribbling che gli riescono e mette in difficoltà gli avversari. Dopodiché entra Marchisano al posto di Mario Rui, che resterà lì, Marchisano. E poi ci sarà un palo di Giuma che poteva, insomma, veramente lì se forse lo sono un po' mangiati. Insomma, ragazzi, il risultato non conta nulla, perché altrimenti andiamo a prendere le amichevoli delle altre squadre. Non ci andiamo a cercare cose che non esistono, sono partite che servono per prendere minuti nelle gambe. Voi lasciate i like, perché se non lasciate i like noi ci dobbiamo preparare ai like che servono per l'Inter. Questa è una bellissima amichevole con una squadra europea che gioca a viso aperto, e se giochi a viso aperto certi rischi li devi correre. Il Napoli qualche cosina la concede. Torniamo all'idea delle amichevoli che abbiamo fatto precampionato, e poi in campionato abbiamo fatto molto meglio. Quindi non ci preoccupiamo, non diamo la croce addosso a nessuno e stiamo tranquillissimi, perché io non devo pompierare al contrario per queste partite amichevoli. Io dovrò pompierare quando un giorno dovesse accadere in campionato per colpa di Drake, perché diciamoci la verità, Drake si porta addosso questa cosa alla Marco Masini, che insomma ogni maglietta che lui indossa le cose poi vanno allo scatafascio. Sarà colpa di Drake, diamo le cose così. Meglio che è successo in amichevole, e vi dirò di più, perché poi mi direte il paragone è da fare. Meglio che è successo con il Liverpool quando eravamo già qualificati. Io vi ho detto aspettiamo, vediamo la reazione però io non la voglio vedere con il Lille, non mi interessa. Sarei capace di sbarattare, anche se perdere non va bene al morale, perché poi loro sui social non possono scrivere un'altra vittoria. Hanno scritto con Crystal Palace un'altra vittoria, non lo possono scrivere. Mi tengo uno Kvara ritrovato con una sconfitta piuttosto che una vittoria che non serviva comunque a niente, e uno Kvara ancora appannato, oppure magari una prestazione generale non entusiasmante. Bisogna sistemare i buchi, però questa è una partita che ci serve più in fase europea, perché Villarreal è squadra vera, fanno i falli, sono veloci, non buttano il pallone avanti a caso. È una squadra importante, non va sottovalutata, anche se è in mezzo a classifiche spagnole. Dobbiamo ricordarci che sono squadre che poi in Europa fanno più di noi, perché hanno anche più esperienza, e conta l'esperienza. Da New York, Valerio Fluido è tutto, stiamo calmissimi, sono tanti esperimenti anche tattici, non è detto, ritorneremo a una situazione di equilibrio e non c'è problema. Iscrivetevi ad Azzurro Fluido, perché sennò succedono cose. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.